mattina lungo la A4 dopo il casello di Porto Gruaro in direzione Milano, scontro tra un furgoncino e un'autocisterna. L'autista del camioncino ha perso la vita, autostrada chiusa per diverse ore. Ad una settimana dall'accoltellamento in via Zabarella a Padova, la polizia ha arrestato uno dei due stranieri responsabili. Si tratta di un tunisino in Italia senza fissa dimora. È precipitato con il parapendio sulle montagne bellunesi, forse per colpa di un'improvvisa folata di vento, a perdere la vita un pilota di 54 anni di Montebelluna. I carabinieri di Milano hanno denunciato per furto e ricettazione due veneziani. Avrebbero compiuto un furto su commissione di una preziosa porta di tabernacolo nella chiesetta di Caltana. Al via questa mattina gli esami di maturità, in Veneto 40.000 studenti alle prese con la prima prova di italiano, tra le tracce e le persecuzioni razziali di Bassani per il tema storico De Gasperi e Moro. Veri e propri lavori mascherati da stage e tirocini, l'allarme della CGIL che prepara il vademecum e cita il caso di un padre di 4 figli messo a stuccare mobili per 6 mesi. Grande guerra, 100 anni fa sul Montello veniva battuto l'aereo dell'asso dell'aviazione Francesco Baracca, uno dei simboli del conflitto, entrava nella leggenda. I titoli della prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati. In primo piano dunque la cronaca con l'ennesima tragedia che si è consumata questa mattina intorno alle 7 in A4 all'altezza del casello di Porto Gruaro. A perdere la vita l'autista di un furgoncino che si è scontrato con un'autocisterna. Ma ci racconta tutti i dettagli di questa giornata infernale in diretta Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno da Venezia. Dopo il tragico schianto avvenuto ieri in tarda mattinata sulla tangenziale di Mestre all'uscita del casello di Villabona, a meno di 24 ore di distanza si è registrato un altro grave incidente mortale. È successo questa mattina, l'autostrada A4 è stata chiusa fra Latisana e Porto Gruaro in direzione Venezia e sono state interdette al traffico anche le entrate di Latisana e Porto Gruaro, sempre in direzione Venezia. In realtà sono stati due gli incidenti avvenuti in quel tratto a partire dalle 7:30. Il primo, un tamponamento tra un furgone e una cisterna che ha avuto conseguenze gravissime perché l'autista del furgone non ce l'ha fatta ed è deceduto. Il secondo invece è stato un tamponamento tra 3 mezzi pesanti e si è verificato a causa della coda formatasi in seguito al primo incidente. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie Venete, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, il 118 e i soccorsi per liberare la carreggiata dai mezzi coinvolti, e poi è stata anche istituita l'uscita obbligatoria alla Tisana. Alle 9:30 si registravano 9 chilometri di coda sempre in quel tratto tra la Tisana e Porto Gruaro, mentre 8 sono stati registrati tra San Giorgio e la Tisana in direzione Venezia. Comunque ci sono state code anche fra Cessalto e la Tisana nella direzione opposta. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Adesso andiamo in centro a Padova perché ad una settimana dall'accoltellamento accaduto in via Zabarella la polizia ha arrestato uno dei due stranieri ritenuti responsabili di quanto accaduto. Si tratta di un tunisino in Italia senza fissa dimora. Nahali Hamdi, 33 anni, tunisino, in Italia senza fissa dimora. Dopo averne diffuso l'identità, la polizia lo ha rintracciato e arrestato accusandolo di essere l'esecutore materiale del sanguinoso accoltellamento in via Zabarella nel pomeriggio di mercoledì 13 giugno, giorno del Santo. Inseguito per mezza Italia, l'uomo è stato bloccato e sottoposto a fermo con l'accusa di concorso per tentato omicidio in Liguria. Un'indagine condotta dalla squadra mobile della Questura di Padova attraverso una serie di analisi tecniche che hanno permesso di elaborare l'identikit di entrambi gli aggressori, responsabili di un fatto di sangue accaduto nei pressi di un locale pubblico e in pieno centro sotto gli occhi scioccati di molti padovani. È stato proprio grazie all'identikit diramato a tutte le polizie del nord Italia che gli agenti hanno localizzato lo straniero in fuga in Liguria e più precisamente in un kebab di Sanremo, noto ritrovo di spacciatori e clandestini. Alla vista degli agenti il tunisino ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato bloccato e accompagnato in questura dove è stato riconosciuto dai poliziotti giunti da Padova. Tragedia nel pomeriggio di ieri sulle montagne bellunesi, un parapendio è precipitato, forse a causa di una folata di vento, a perdere la vita un 54enne di Montebelluna.
Non ci credono ancora al Para Delta Club di Feltre che Paolo Gatto se ne sia andato per sempre. Lui, 54 anni, di Montebelluna, pilota esperto, ieri pomeriggio ha perso la vita vicino al Monte Pizzocco tra Seren del Grappa e Sospirolo. A tradirlo forse un colpo di vento improvviso, anche se spetterà ai carabinieri ricostruire quanto accaduto in quei fatali minuti. A dare l'allarme, intorno alle 17:20, un escursionista che si trovava nei pressi del bivacco Paglia e che aveva notato la vela di un parapendio poco prima in volo, poi a terra. L'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore ha localizzato il punto a 1400 metri sulla sinistra ortografica del sentiero che porta a Forcella Intrigos e ha sbarcato ad una certa distanza il tecnico di elisoccorso calandolo con un verricello. Il soccorritore ha subito visto il corpo esanime del pilota e ha messo in sicurezza la vela ripiegandola per poter far scendere il medico, che purtroppo non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 54enne. Paolo Gatto lascia una moglie e 2 figli e un profondo dolore in tutta la comunità di Montebelluna. Adesso nel veneziano, a Milano, dove i carabinieri hanno denunciato 2 persone per il furto di una preziosa porta di un tabernacolo avvenuta in una chiesetta di Caltana. Ci spiega tutto in collegamento Anna Maria Parisi. Buongiorno. Sì, buongiorno da Santa Maria di Sala, dove un ladro di oggetti sacri è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza. Aveva rubato la porta del tabernacolo di Caltana, appunto a Santa Maria di Sala, a inizio giugno corrente. La denuncia di Don Danilo Bovo, il parroco del paese, aveva da subito allertato gli uomini dell'Arma di Milano. Qualcuno, durante il normale orario di apertura della chiesa, ha trafugato la preziosa porta del tabernacolo dove vengono custoditi gli oli santi sull'altare principale. Così il prete nella denuncia. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di risalire al ladro, che aveva lasciato diverse impronte e tracce di sé sul luogo del furto, ma non soltanto questo, le indagini hanno permesso anche di riconsegnare nella serata di ieri la preziosa reliquia al prete, eppure di identificare il mandante del furto. Mandante e ladro sono entrambi pluripregiudicati e 45 anni, sono stati entrambi denunciati a piede libero, visto che le indagini sono ancora in corso da parte della Procura per identificare eventuali complici e accertare analoghi episodi. E da Santa Maria di Sala è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Anna Maria Parisi. Sono poco meno di 40.000 gli studenti veneti che questa mattina si sono cimentati nella prima prova scritta dell'esame di maturità, prova uguale per tutte le scuole, quella di italiano. A 80 anni dall'emanazione delle leggi razziali è stato scelto per l'analisi del testo un brano di Giorgio Bassani dal romanzo Il giardino dei Finzi Contini. Per il saggio è stato scelto diversi volti della solitudine nell'arte e nella letteratura per il componimento artistico letterario. Massa e propaganda per quello storico politico, il dibattito bioetico sulla clonazione per il tecnico scientifico e la creatività per quello socio-economico. E come atteso alla vigilia, a 40 anni dal rapimento e dall'uccisione di Aldo Moro, il tema storico si è focalizzato intorno alla cooperazione internazionale con De Gasperi, mentre la tipologia D trattava il principio dell'uguaglianza nella Costituzione. Domani seconda prova scritta diversa per i diversi indirizzi di studio. E di maturità, del peso nel voto finale dell'alternanza scuola-lavoro e del contratto dei docenti ha parlato il sindacato, che auspica si riapra a breve la trattativa con il governo. Faccio gli auguri a tutti i docenti coinvolti in questo impegno che si formalizza attraverso un esame e a tutti gli studenti. Esame di maturità al via, una prova che costituisce uno sforzo impegnativo e un momento determinante anche per il personale scolastico, sottolinea Marta Viotto della CGIL. Ultimo esame di maturità con la vecchia formula, dall'anno prossimo con la buona scuola cambieranno molte cose. Sindacato contrario al fatto che incida sul voto finale l'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro. Penso che non si tratti di una materia curricolare e su noi questo, al di là di tutte le considerazioni della valenza formativa che tanti studenti sono stati coinvolti, forse la prova legata a una relazione e che quindi diventa poi un momento anche
oggettivo per questa valutazione dovrebbe essere esclusa. Categoria quella degli insegnanti che ha ottenuto un rinnovo del contratto a tempo e solo parzialmente soddisfacente. L'auspicio della CGIL è che con il nuovo governo si riapra al più presto la trattativa, anche perché l'anno scolastico 2018-2019 si preannuncia difficile sotto molti punti di vista, sottolinea Viotto, a partire dal caso dei diplomati magistrali che rischiano di essere esclusi dall'insegnamento andando a impoverire gli organici. È una situazione drammatica soprattutto per il Veneto, perché deve trovare una soluzione politica a livello nazionale. Io spero che il Ministro e i sottosegretari se ne facciano carico in maniera emergenziale e urgente per poter poi avviare l'anno scolastico nel modo più regolare possibile. Adesso a Padova, dove pochi minuti fa è stata firmata la convenzione per spostare la questura in via Anelli, ma sono state annunciate altre novità in arrivo per la città. A seguire per noi la firma Chiara Gaiani, alla quale cedo subito la linea. Buongiorno Chiara. Buongiorno da Padova, buongiorno ai telespettatori. Inizia, come dicevate, il cammino della nuova questura che sarà trasferita in via Anelli. È stato firmato proprio pochi minuti fa nella sede della prefettura il protocollo d'intesa che avvia ufficialmente questo iter. Presente il capo della polizia Franco Gabrielli, oltre al prefetto e anche al sindaco di Padova Sergio Giordani. 5-7 anni, questo è il tempo previsto per la realizzazione della questura. Nel frattempo la sede dell'ufficio immigrazione sarà trasferita nella cittadella in zona Stanga, con un affitto di 100.000 euro all'anno di cui si farà carico il comune. Controllo del territorio, questa è la priorità, ha detto il capo della polizia, che a margine ha anche annunciato che il ministro Salvini presenterà proprio in questi giorni una richiesta di rivisitazione degli organici della questura della città del Santo, con un potenziamento anche del numero di agenti. Se non avete altre domande da studio, io vi restituirei la linea. Chiara Gaiani, buon lavoro. Adesso la politica. Ieri sera ospite di 20 e 10 il neosindaco di Treviso Mario Conte, che ha parlato della nuova squadra, degli assessori che lo affiancheranno nella sua amministrazione, e poi ha annunciato la volontà di convocare i consigli comunali nei quartieri. Sentiamolo un estratto. Io confermo assolutamente la figura di Andrea De Checchi come vice sindaco, con il quale, ricordo, abbiamo fatto maturare, crescere e abbiamo sviluppato la nostra proposta amministrativa, politico-amministrativa, che è stata uno dei segreti della vittoria, l'ottima proposta. Quindi la fiducia nei confronti di Andrea è totale, è un profilo professionale, politico, che mi interessa avere all'interno della squadra. Poi le analisi all'interno di Forza Italia non spettano a noi della Lega, la composizione della squadra è quasi terminata e quindi il peso degli assessori premierà ovviamente le forze più importanti, che sono state la Lega, la lista mia personale e la lista Zaia. Poi per tutti gli altri cercheremo comunque di dare un riconoscimento, perché hanno portato il loro contributo in fase di costruzione del programma, non sono riusciti a sfondare la quota minima per accedere al programma elettorale, ma noi siamo persone serie e vogliamo cercare di riconoscere a tutti, ovviamente non all'interno della squadra di governo, ma troveremo il modo di coinvolgere ancora queste persone nelle varie attività amministrative che andremo a svolgere dai prossimi giorni. Una caratteristica che accomunerà tutta quanta la squadra sarà un forte valore umano e predisposizione all'ascolto dei bisogni dei cittadini. La politica nazionale, dove a tenere banco è la polemica dopo la proposta del ministro dell'Interno Salvini di un censimento dei Rom. Noi abbiamo chiesto l'opinione su questo ai cittadini, sentite cosa ci hanno risposto. Penso che questa faccenda del censimento identico a quello che fece Mussolini ai suoi tempi sia un trauma non risolto dell'Italia, che in qualche modo, non avendo approfondito la faccenda della fine del fascismo e non avendo superato quel momento, si ritrova a riviverlo inevitabilmente. Mi sembra sempre giusto capire quanta gente c'è. I censi esistono da sempre, penso, e non mi sembra che sia una cosa
sbagliata, insomma. Per sapere come stanno le cose poi è anche giusto, dopo dipende l'uso che se ne fa. Giusto sì, che però se hanno un lavoro magari, un lavoro come si dice serio, non come delle volte magari intervistano e dicono sì che cosa fai te, vanno a rubare, un lavoro serio. Sì, un po' di regole per tutti, quando ho sentito del room quello non è, e fa bene anche Salvini. Ma tanti comunque sono già cittadini italiani, quindi comunque molti sono già censiti, probabilmente bisognerebbe porre delle regole diverse su quelli che arrivano nuovamente, cioè i nuovi arrivi, ecco, però insomma io penso che già molti siano censiti in Italia. Ci sarebbe da fare qualcosa più che altro per combattere l'illegalità, no? Nel quale questi vivono, però con queste misure mi sembra un po' di fare troppa discriminazione, ecco. Un vero e proprio lavoro mascherato da tirocinio, come quello affibbiato ad un padre di famiglia che ha lavorato come stuccatore a 400 euro al mese. Uno dei casi emersi nel corso del seminario che si è svolto a Treviso per far emergere il fenomeno dei finti stage. Gli avevano promesso la classica indennità, 400 euro al mese, e lavorava 8 ore al giorno, 9 ore al giorno, 10 ore al giorno, ma la cosa è che l'hanno fatto lavorare 6 mesi senza niente, perché gli hanno detto te li diamo tutti insieme alla fine. Lui è un trevigiano alle prese con un lavoro mascherato da stage, un escamotage usato dall'azienda per risparmiare e non è un caso isolato, tanto che al tema dei tirocini Nidil, nuova identità di lavoro, e CGIL Treviso hanno dedicato un seminario e un breve vademecum per aprire gli occhi a giovani e meno giovani che subiscono abusi anche plateali, come il protagonista di questo caso estremo. È un lavoratore, un padre di famiglia di 4 figli che è venuto da noi a chiedere cosa aveva sottoscritto. Ci ha presentato un progetto formativo, prevedeva appunto, io ho chiesto cosa facesse e lui mi ha detto che stuccava dei mobili e che oltretutto l'indennità prevista per lo stage le era riconosciuto solo alla fine dell'attività lavorativa. Ed era una situazione limite, cioè una situazione di un soggetto che non avendo scelta aveva accettato anche questo e non si è sentita neanche di impugnare lo stage perché non sapeva che prospettive dare alla propria famiglia. C'è un'esplosione di queste tipologie di lavoro, che lavoro non dovrebbe essere, ma dovrebbe essere scuola, percorsi formativi, e questo ci fa insospettire. Poi abbiamo alcuni riscontri di ragazzi giovani o anche di persone anziane che tornano da noi alla fine e ci raccontano che erano inseriti tranquillamente in produzione e facevano il lavoro che facevano gli altri. Si moltiplicano istituti, c'è l'alternanza scuola-lavoro, ci sono gli stage, ci sono le varie forme di apprendistato, nessuno ha mai pensato di metterle in connessione per evitare che una pesti i piedi all'altra, ovvero sia, come purtroppo una legge dell'economia insegni, che la moneta cattiva, cioè quella che fa risparmiare di più l'impresa, scacci quella buona. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Domenica. Di nuovo in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali, siamo alla nostra rubrica Lo dico ad antenna. Andiamo a Treviso per parlare degli orti urbani, perché i concessionari sono preoccupati per i continui furti e poi denunciano un problema di sicurezza. Sentiamo. Una rete che sia anti-intrusione, a noi servirebbe come deterrente per impedire che altri furti vengano commessi. Mettete al più presto una rete lungo la ferrovia, un deterrente contro i ladri dei pomodori, dei cetrioli, delle zucchine e di tutto il ben di Dio che cresce rigoglioso in questi orti, gli orti urbani di via Boccaccio. Una ottantina, gestiti da circa 40 concessionari, stanchi di subire continui furti non solo di verdure, ma anche degli attrezzi riposti in queste casette in legno. Per i ladri è un gioco da ragazzi, perché per entrare basta passare dalla ferrovia adiacente, unico lato del perimetro degli orti non protetto da una recinzione. Così gli ortolani di via Boccaccio hanno preso carta e penna per chiedere al comune e al gestore della rete ferroviaria di porre rimedio. Ci hanno rubato un po' i decespugliatori, qualche motozappa, altri articoli che servono, anche del vino che teniamo qui per dissetarci ogni tanto. E non è solo una questione di proprietà violata, avvertono, ma anche di sicurezza a rischio per i più piccoli.
Oltre gli orti, infatti, e sempre a ridosso dei binari, c'è un parco pubblico frequentato da famiglie con bambini, da cui saltare sopra la massicciata ferroviaria è fin troppo facile e rischioso. Basta un attimo, un bambino scappa con il pallone che gli va sulla strada ferrata, salta su perché c'è neanche un metro di dislivello tra il parco e la rete ferroviaria. Non vorremmo che succedesse un incidente, pensiamoci prima, ecco, questo è il messaggio che stiamo dando a RFI e anche al Comune di Treviso. La sanità, la salute con i consigli degli specialisti su come partorire con meno dolore, alla luce anche del fatto che sempre più venete diventano mamma in età avanzata. A Treviso, come del resto in altre province d'Italia, si allunga la fascia d'età delle partorienti e di 33 anni l'età media delle neomamme nel distretto della ULSS 2, età che aumenta nella forbice dai 30 ai 40 anni nei casi di PMA, cioè procreazione medicalmente assistita, e che vede le trevigiane diventare mamme anche dopo i 45 anni nei casi di eterologa. A dirlo proprio gli stessi specialisti, i loro suggerimenti per un parto il meno doloroso possibile. La peridurale rappresenta l'alternativa medica medicalizzata al parto con poco dolore. Ci sono tutta una serie di metodiche più naturali, quali le posizioni alternative in sala parto, il parto in acqua, il travaglio in acqua, l'uso di palle piuttosto che di posizioni accovacciate, a carponi o in piedi. Attenzione a chi porta tatuaggi, l'epidurale è decisamente sconsigliata in quanto pericolosa. Le motivazioni. Perché l'ago potrebbe passare nel punto dove c'è dell'inchiostro nel tessuto sottocutaneo e l'introduzione di materiale che non è sempre molto ben chiaro cosa sia, per cui noi consigliamo di evitare, insomma, per cui se una persona ha dei tatuaggi molto importanti a livello della zona lombare dove dovremmo posizionare l'ago e il catetere, troviamo una soluzione alternativa. Trasferite a Treviso i casi di parto più complessi. Quindi in caso di minaccia di parto prematuro o dove sia imminente un parto prematuro, allora anche questi vengono trasferiti a Treviso dove c'è la patologia neonatale. Gli altri casi sono quelli in cui c'è un rischio maggiore. Voltiamo pagina. 100 anni fa sul Montello veniva abbattuto l'aereo dell'asso dell'aviazione Francesco Baracca, uno dei simboli del conflitto, entrava nella leggenda. Sono passati 100 anni dall'ultimo volo, da quella missione che gli costò la vita. Si ricorda oggi, a un secolo dalla sua scomparsa, Francesco Baracca, asso del volo, eroe italiano durante il primo conflitto mondiale. Dopo la formazione militare, avvenuta in parte anche all'estero, Baracca rientra in Italia per la guerra. Nel luglio del 1915 esegue voli di pattugliamento ed ottiene la prima vittoria il 7 aprile del 1916 ai comandi di un Nieuport con il quale abbatte un aviatica austriaco. Per le sue azioni di guerra riceve una medaglia di bronzo, 3 d'argento, la croce di Cavaliere dell'Ordine Militare di Savoia, la croce di Cavaliere Ufficiale della Corona Belga ed infine la medaglia d'oro con la quale viene premiato per l'abbattimento del 30° aereo nemico sul monte Kaberlaba, sull'altopiano di Asiago. Nella primavera del 1917 comanda la 91esima squadriglia, unità che per la capacità dei suoi piloti e gli abbattimenti effettuati viene definita la Squadriglia degli Assi. Il 15 giugno 1918, in una spedizione a San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso, ottiene la 34esima ed ultima vittoria ed il 19 giugno, uscito per un'azione di mitragliamento a volo radente sul Montello, il suo Spad viene colpito dagli austriaci presso l'abbazia di Nervesa. Il 23 giugno il suo corpo viene ritrovato accanto ai resti del velivolo. Il cavallino rampante, simbolo di Francesco Baracca, è stato donato dalla madre del pilota Enzo Ferrari. La donna disse all'imprenditore che gli avrebbe portato fortuna e così è stato.
Subito dopo di noi, nuova puntata di Ore 13, si parlerà della nuova normativa sulla privacy insieme all'avvocato Antonio Todaro, a Giovanni Kerr, presidente di Federalberghi Treviso, e a Fabio Provedella, responsabile dei servizi digitali di Confcommercio. Questa sera invece, puntuale, torna 20:10, ospite in studio il governatore del Veneto, Luca Zaia. Vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona giornata a tutti. Ben ritrovati al meteo. Prevale il bel tempo sul Triveneto, ma vediamo il dettaglio di mercoledì 20 giugno. Sul Veneto sarà una splendida giornata di sole. Sulla nostra regione infatti il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso al mattino, del tutto sereno invece al pomeriggio. Possibili addensamenti pomeridiani sui rilievi ma senza ulteriori conseguenze. Temperature in aumento, minime tra 19 e 23 gradi. Massime comprese invece tra 27 e 31 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà ben tempo con ampio soleggiamento un po' ovunque. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori, salvo per addensamenti del tutto innocui, non sono infatti previste precipitazioni. Temperature minime tra 17 e 21 gradi. Valori massimi compresi invece tra 28 e 32 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque, il cielo sarà sereno praticamente su tutti i settori, salvo per addensamenti sulle Alpi di confine, dove non si escludono isolati ma deboli piovaschi pomeridiani. Temperature minime tra 16 e 19 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 27 e 31 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.